Oggi abbiamo commemorato per la prima volta il nostro compleanno, l'87° compleanno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fondato nel 1939. Da oggi e per sempre avremo la nostra festa ogni anno. Alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiose, i Vigili del Fuoco hanno celebrato la loro festa, raccontando una missione fatta spesso di rischi e pericoli, come recita la preghiera a Santa Barbara, loro patrona. Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei roghi, la nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio. Per Santa Barbara Martire, così sia. Dopo l'alzabandiera, ecco la deposizione di una corona ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, benedetta anche dal vescovo Monsignor Michele Tomasi. Poi le premiazioni per i meritevoli per servizio e anzianità, mentre la professione si fa sempre più complessa. Il Vigile del Fuoco è sempre più specialista. È soltanto l'unione di più specialisti che oggi consente di fare interventi e di portare a compimento in maniera proficua interventi che sono diventati sempre più complessi. Non è semplice intervenire in contesti industriali dove bisogna magari avere conoscenze anche di chimica, di radiologia, così come anche come si affronta l'intervento di spegnimento in strada di una vettura alimentata a energia elettrica che è molto diversa da quelli a combustione interna. L'operato dei Vigili del Fuoco non può prescindere dalla collaborazione con le altre forze dell'ordine. Il loro operato è indispensabile. Tutte le attività sapientemente elencate dal comandante sono attività di indiscutibile rilevanza e quindi questo manifesta l'importanza della sinergia anche con le altre forze dell'ordine. Rassicurano, confortano, salvano. Nel 2025 i Vigili del Fuoco del Veneto hanno effettuato 46.260 interventi, tra incendi, incidenti stradali, fughe di gas e operazioni di salvataggio. Un lavoro che il sindaco Conte ha premiato dando loro la cittadinanza onoraria nel 2025. Ogni giorno dobbiamo dire grazie a questo corpo così glorioso che oggi celebra la propria festa. Però deve essere anche l'occasione da parte dei cittadini di sentirsi orgogliosi, di ringraziarli e soprattutto di sostenerli, perché quando c'è bisogno loro ci sono, quando la gente scappa loro intervengono per risolvere il problema.